Il disturbo. Buongiorno. Niente, così volevamo sapere da dove viene, come mai è venuto qui a Sottomarina, come mai l'uso della macchina elettrica. Io vengo da Sant'Angelo, Piave di Sacco, uso la macchina elettrica perché mi consente di risparmiare soprattutto se viaggio in locale, diciamo in zona urbana. Sono qui a Chioggia per una breve, diciamo, Un colpo di spiaggia, esatto, un colpo di spiaggia, dai. di spiaggia Ma lei veniva già a Sottomarina, immagino? Sì, venivo già a Sottomarina. E come ha saputo della colonnina? A Colonnina c'è una rete che in qualche modo rintracci via app, Sì. e quindi ho localizzato questa di questo parcheggio e quindi sono venuto direttamente qui, insomma, per Bene, poterlo utilizzare. grazie mille e buona permanenza. Grazie. Secondo intervento stagionale ieri lungo il litorale di Sottomarina per gli agenti della polizia locale di Chioggia a contrasto del fenomeno delle vendite non autorizzate di articoli di vario genere sopra la battigia. Dopo il sequestro di 730 articoli tra venerdì e sabato scorsi, altri 1500 capi d'abbigliamento contraffatti o comunque messi in vendita illecitamente sono stati sequestrati dagli operatori nell'ambito del progetto Spiagge Sicure. Le sanzioni elevate a carico dei responsabili superano la cifra di 26.000 euro solo in questi primi giorni di lavoro, che si avvalgono anche dei 5 nuovi agenti assunti per la stagione. Inoltre la polizia locale ha sanzionato con un'ammenda di oltre 5.000 euro un venditore di cocco di origine campana, oltre al sequestro del carico di frutta. Anche questa pratica non era stata autorizzata da alcuna concessione. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Un serio conflitto di competenze tra enti pubblici è stato sollevato dalla Capitaneria di Porto di Chioggia nei confronti del Comune in materia di sicurezza dei bagnanti. Attraverso un'ordinanza emanata lo scorso lunedì 7 giugno, il comandante della Guardia Costiera, capitano di fregata Michele Messina, ha invitato il Comune di Chioggia ad annullare parzialmente, in autotutela, l'ordinanza sindacale numero 84 del 14 maggio, che regolava appunto, come ogni inizio di stagione estiva, le attività balneari di carattere ricreativo lungo il litorale di Sottomarina e Isola Verde. Come è noto, scrive il comandante Messina, l'attuale assetto normativo, delineatosi a partire dagli primi anni 2000 in poi, prevede un preciso riparto delle competenze tra enti locali e capitanari di porto nell'ambito della gestione del demanio marittimo. Nella regione Veneto, i comuni disciplinano l'esercizio delle attività che si svolgono sul sedime demaniale per finalità turistico-ricreative. La Capitaneria di Porto regola gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare con propria ordinanza. Questi dettagli erano stati ribaditi anche durante un incontro lo scorso 3 maggio, al fine di evitare conflitti di attribuzione. Ma solo 10 giorni più tardi il Comune ha emesso appunto l'ordinanza numero 84 che l'articolo 4 riprende integralmente parte dell'ordinanza di sicurezza balneare numero 33/2020 della Capitaneria di Porto di Chioggia, andando a regolare un ambito che il legislatore nazionale ha voluto rimanesse nelle competenze esclusive degli organi statali. Tale intendimento parrebbe quindi invadere le competenze proprie dell'autorità marittima, creando inoltre una duplicazione giudicata
tra virgolette, inopportuna della norma, con importanti risvolti anche riguardo l'attività sanzionatoria. Pertanto, la Capitaneria di Porto di Chioggia ritiene che l'atto del Comune sia viziato da incompetenza relativa e allo scopo di evitare un contenzioso tra pubblica amministrazione, il comandante Messina invita il Comune ad annullare parzialmente la propria ordinanza entro 10 giorni. Se così non fosse, la Guardia Costiera valuterà il ricorso giudiziario al TAR. Va ricordato che in meno di un mese questo è il terzo avvertimento della Capitaneria al Comune, che finora ha fatto orecchie da mercante. Senza dubbio si tratta dell'avviso più perentorio. Pescheria Cam vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. È stato approvato ieri in Consiglio regionale il progetto di legge che chiede una commissione d'inchiesta su quelle che sono le vicende pandemiche. È un importante risultato non perché si debba necessariamente andare in cerca di colpevolizzare qualcuno o di andare a trovare necessariamente qualcosa che non abbia funzionato, se ha funzionato, però una riflessione, i numeri ce le impongono. Nella prima ondata di pandemia siamo su 2.200-2.300 morti, nella seconda ondata superiamo questa cifra di 4 volte e anche più, quindi necessariamente capire se è stata una fatalità, una sfortuna, se si è abbattuta la pandemia in maniera più violenta sulla nostra regione o se effettivamente tutto abbia funzionato come doveva funzionare. Quindi necessariamente un po' di chiarezza ci vuole, necessariamente bisogna entrare nel merito della vicenda per cercare di capire una volta per tutte, anche nell'interesse stesso della regione e di quello che è il lavoro messo in campo dalla stessa, se tutto ha funzionato come doveva. Se così sarà, siamo i primi ad essere contenti, però credo sia doveroso su questa vicenda, anche in termini di rispetto per chi ha perso la vita con questa pandemia, capire se è stato fatto tutto quello che andava fatto. SD Auto, aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Un protocollo d'intesa che certifica le operazioni di igienizzazione in tutti i 150 km del litorale veneto. Lo ha presentato questa mattina allo stabilimento balneare Oro Beach di Jesolo il presidente della giunta regionale Luca Zaia, accompagnato dagli assessori Federico Caner e Francesco Calzavara, oltre che dai dirigenti dell'ULS 4 del Veneto orientale. Partner della regione in questa iniziativa sono Union Mare e Venice Sands, la rete di impresa costituita dai principali consorzi di promozione turistica del litorale veneto. Per Sottomarina, alla conferenza hanno partecipato anche gli esponenti del gruppo Turismo, con la presidente del consorzio Con Chioggia Sì, Silvia Vianello, e gli esponenti di Gebis, Gianni Boscolo Moretto e Fabrizio Bosco Leonale. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso. Doccia fredda per gli abbonati al garage San Marco di Piazzale Roma. La comunicazione che nessuno avrebbe voluto ricevere è arrivata a sorpresa dalla direzione dell'autorimessa il 7 giugno. Per i mesi di luglio, agosto e settembre il canone di abbonamento mensile attuale per le autovetture subirà un aumento di 100 euro mensili più IVA. Come dire, abbonati e fatevi da parte.
nei mesi caldi, largo ai giornalieri sul piede di guerra, i molti residenti e i lavoratori pendolari che utilizzano il garage come costosa opzione per parcheggiare le proprie auto, anche perché, per chi vive e lavora a Venezia, di alternative ce ne sono poche. Per l'intero trimestre menzionato, o parte di esso, continua la nota della direzione del San Marco, l'abbonato potrà scegliere di sospendere l'abbonamento per poi riattivarlo e in qualsiasi momento. Chi deciderà di congelare la propria sottoscrizione troverà dunque il vecchio posto ad attendere a ottobre, quando si prevede che il flusso turistico torni a diminuire. Chi invece ha la possibilità di spendere quasi 500 euro al mese per un posto auto al garage San Marco potrà mantenere attivo il proprio abbonamento. Le proteste degli utenti storici, molti dei quali occupano un posto auto nell'auto rimessa da anni e hanno continuato a pagare regolarmente anche durante l'anno e mezzo pandemico, in cui i ticket giornalieri erano solo un miraggio, hanno già iniziato a farsi sentire. Vedrete, ve ne pentirete, commenta un utente lasciando il garage. Con questa mossa guadagnerete di meno. Nel frattempo, da quando sono state allentate le restrizioni anti-Covid-19, i parcheggi di Piazzale Roma registrano, in particolare nel fine settimana, il tutto esaurito fin dalle prime ore del mattino. Una difficoltà in più nella vita da veneziani, mentre da anni si attende il bando per l'assegnazione di circa 200 posti auto al garage comunale, riservati ai residenti. Il centro Synlab Data Medica di Chioggia amplia la propria offerta diagnostica e propone, oltre alle consuete analisi mediche, anche un servizio di tamponi molecolari qui nella sede storica di Campo Marconi. Grazie a questo nuovo servizio è possibile, presentandosi in questo centro in orari dediti, eseguire il test di riferimento per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 con un risultato affidabile e sicuro, ed inoltre questo test permette anche di riconoscere le varianti del virus ad oggi note. E le modalità per la prenotazione? La prenotazione è molto semplice, infatti si può fare online utilizzando la nostra piattaforma sincoda.synlab.it. Uno in questo modo sceglie il giorno e l'orario utilizzando le fasce di orari emesse a disposizione dalla struttura. Una volta fatta la prenotazione si riceve un SMS ed una mail di conferma, per cui poi basta semplicemente recarsi nel nostro centro nel giorno fissato per eseguire il test. Ma poi una volta fatto l'esame, per avere il referto, e quanto tempo ci vuole? In queste ultime settimane in realtà abbiamo potenziato notevolmente la nostra attività proprio per dare al cittadino una risposta rapida ed efficiente. Di norma il referto lo si ottiene dopo un giorno lavorativo scaricandolo online. Per esigenze particolari è possibile avere anche il referto in lingua inglese.